Benvenuti, buona domenica. Leggo da Giosuè. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: «Sei tu dei nostri o dei nostri nemici?» Quello rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Arrivo adesso». Allora Giosuè cade con la faccia a terra. Oggi noi siamo qui per ringraziare il Signore, per offrire il culto al Signore, e subito dopo questo passo l'angelo del Signore si unì alle schiere dell'esercito del Signore e andarono a conquistare Gerico. Qualche verso dopo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore avanzavano, suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva l'arca del Signore e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Poi sappiamo che Gerico fu conquistata. Oggi noi facciamo parte delle schiere del Signore. Tu facciamo parte delle schiere del Signore. Una cosa che mi piace considerare è che l'angelo del Signore era capo dell'esercito, quindi Giosuè e il popolo erano certi della vittoria, e l'angelo del Signore ascoltava i sacerdoti che suonavano le trombe. Oggi ognuno di noi, chi fa parte dell'avanguardia, chi della retroguardia, chi suona le trombe, vogliamo offrire il nostro culto al Signore. Che il Signore possa benedire la sua parola, i canti, le testimonianze. Amen.
diamo lode e gloria. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Quanti sono gioiosi di lodare il Signore questa mattina? Alleluia. Allora esprimiamo tutta la nostra lode, tutta la nostra gioia. Amen. Facciamolo sentire ai nostri vicini, qui che abitano qui vicino qua, che c'è una chiesa che lode il Signore. Amen. Chi è vivo lodi l'Eterno, dice la parola di Dio. Tutto ciò che respiri lodi l'Eterno. Respiri tu? Anche se hai la mascherina, respiri tu? Sì. E allora dobbiamo lodare il Signore, amen. Perché lo dobbiamo lodare? Ditemi un motivo, dai. Perché? Alleluia, l'Eterno è la nostra forza. Perché ancora? Per la sua grazia. Ancora? Perché è il papà di Anna. Amen. Ancora, perché lo dobbiamo lodare? Per il suo amore, per la sua presenza? Ho sentito bene? Gloria a Dio. Poi ancora? È sempre presente nella vita. Gloria a Dio. Amen. Perché la sua benignità si rinnova ogni mattina. Ma perché ci ha salvati? Alleluia! Gloria a Dio! Eravamo morti nei falli e nei peccati e Cristo Gesù ci ha redenti, ci ha salvati. Vi sembra poco? Ha scritto il nostro nome nel libro della vita. Gloria a Dio! Amen! Quindi anima mia, benedici l'Eterno. E tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Anima mia, non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Amen. Quindi questa mattina ti sprono, voglio sentire proprio lodarti il Signore. Non voglio sentire un vuoto dove c'è proprio un mortorio che poi passa la bara e la mettono qua davanti. No, no, questo è un popolo che adora il Signore. Amen. Vedrai che se hai un problema, la lode sarà un insetticida per il nemico. Sarà un insetticida per il tuo problema. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrai, chi temerò? Contro i nemici miei, combatti al posto mio, nelle battaglie sei il solo scudo e Dio. Chi temerò?
Grazie Signore. Ora sciala passaia, la bacanda la passia. Alleluia. Dove potrei andarmene, lontano dal tuo spirito, conosci a fondo tutte le mie vie, sai quando mi siedo e quando mi alzo, dove fuggirò dalla tua presenza, se salgo in cielo. Se vado ad abitare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà, anche là la tua destra mi afferrerà. Da chi me ne andrò? Da chi me ne andrò? Da chi me ne andrò? Solo tu hai parole di vita eterna, tu sei santo di Dio. Da chi me ne andrò? Da chi me ne andrò? Da chi me ne andrò? Alleluia, Da gloria a chi Gesù. me ne andrò? Sono stato creato in modo stupendo, vivi dentro di me. Da chi me ne andrò? Dove potrei andarmene, lontano dal tuo spirito, conosci a fondo tutte le mie vie, sai quando mi siedo e quando mi alzo, dove fuggirò dalla tua presenza, se salgo in cielo tu ci sei, se vado ad abitare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà, anche là la tua destra mi afferrerà. Da chi me ne andrò? 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 Solo tu hai parole di vita eterna, tu sei santo di Dio. Da chi me ne andrò? 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 Sono stato creato in modo stupendo, vivi dentro di me. Da chi me ne andrò? Da chi me ne andrò? Da chi me ne andrò? Vieni, è tempo di adorare. Vieni, è tempo di dare il tuo cuore. Vieni, lodalo intensamente.
Vieni, alza le mani al Signore. Vieni, è tempo di adorare. Vieni, è tempo di dare il tuo cuore. Vieni, lodalo intensamente. Vieni, alza le mani al Signore. Vieni, ogni lingua confesserà che sei Dio, ogni ginocchio si piegherà. C'è un gran tesoro per quelli che ora scelgono te. Vieni, vieni, è tempo di adorare. Vieni, è tempo di dare il tuo cuore. Vieni, lodalo intensamente. Vieni, alza le mani al Signore. Vieni, ogni lingua confesserà che sei Dio, ogni ginocchio si piegherà. C'è un gran tesoro per quelli che ora scelgono te. Ogni lingua confesserà che sei Dio, ogni ginocchio si piegherà. C'è un gran tesoro per quelli che ora scelgono te. Vieni. C'è un grande tesoro questa mattina per te. Tu che hai piegato già le tue ginocchia davanti al trono della grazia, verrà un giorno che dovranno piegare le tue ginocchia davanti al trono della grazia e tutti quanti dovranno confessare che Gesù è il Signore. Ma noi lo abbiamo fatto adesso, amen. Quindi c'è un grande tesoro per te questa mattina. C'è una parola che viene dal trono di Dio, amen. Gloria a Dio, accomodatevi pure, accomodatevi, gloria a Dio. Questa mattina il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore in questi giorni, e mi sono anche chiesto il perché, Signore, mi fai trattare questo argomento, volevo evitarlo, volevo fare qualche altra cosa. Ma il Signore mi ha sempre continuato a parlare su questo argomento. E perché questo argomento? Perché io credo che necessiti ancora, in modo particolare, di più, in mezzo alla Chiesa di Gesù Cristo, questo esempio. Mi avete sentito bene? Nella Chiesa del Signore necessita, in modo particolare, questo esempio. Il messaggio l'ho intitolato Il dono che Dio ti ha dato. Dio ti ha fatto un dono. Dire la verità, tutto quello che noi riceviamo dal Signore è un dono. La salvezza è un dono. La nascita è un dono. I tuoi figli sono un dono che sono venuti dall'Eterno. Amen. Tua moglie, tuo marito è un dono. Non tutti hanno detto amen. Leggiamo la parola di Dio.
Questa mattina non vi farò leggere nei libri dove è difficile andare a pescare, perché a volte vediamo chi mi ha tolto Malachia dalla mia Bibbia, chi mi ha tolto, non lo trovo più, vedete alcuni che fanno con la Bibbia per vedere se esce il libro. Genesi capitolo 2, Genesi è il primo libro e il capitolo 2 è il secondo capitolo della Bibbia. È difficile trovare? No, è difficile se avete la Bibbia storta in mano. Quindi è l'ultimo libro se l'avete al contrario in mano. Sapete che la Bibbia ebraica si legge al contrario? Ma non i libri, attenzione, capitoli vanno al contrario. Leggiamo dal versetto 18 al versetto 25, vediamo che cosa dice la parola di Dio. Di solito queste predicazioni, questi messaggi li facciamo ai matrimoni. Ecco perché io mi chiedevo al Signore, ma Signore, perché mi fai fare una predicazione del genere quando io questo magari le faccio ai matrimoni? Ma che bello che Dio che ci sconvolge le cose, perché per il Signore non c'è un tempo per una predicazione, per un messaggio. Dio vede la necessità e parla. E noi dobbiamo ascoltare quello che Dio ci dice di fare, siete d'accordo o no? Chi predica deve ascoltare ciò che Dio dice, non quello che secondo me. Il secondo me non esiste nella Bibbia, esiste secondo Giovanni. Okay. Dal versetto 18 al versetto 25, così dice la parola di Dio. Poi l'Eterno disse, non è bene che l'uomo sia solo, e gli farò un aiuto conveniente a lui, dice la traduzione, la Nuova Diodati, che è una traduzione errata. Non dice un aiuto conveniente nell'originale. Però vedete, a volte noi le traduzioni della scrittura, alcuni termini delle traduzioni delle Sacre Scritture ne abbiamo fatte dottrine. E questo scombussolato ha portato qualcosa nella nostra vita che poi ha aperto un varco. Qual è il varco che ha aperto? Cioè, se questa persona che io mi sono sposato non è conveniente a me, io la lascio. Dio dice che deve essere conveniente. Cioè, se non mi conviene, non parla di convenienza. Innanzitutto noi leggiamo che Dio dice, e qui non sta parlando da solo Dio, perché Dio sta parlando con il Figlio e con lo Spirito Santo. Non è bene che l'uomo sia solo. A chi sta parlando? Si sta rivolgendo, io gli farò un aiuto convenevole, dice un'altra traduzione. E un'altra traduzione ancora più migliore, adatto a lui. Adatto a lui. Gli farò un aiuto. Quando Dio ha creato, gli ha dato gli uccelli, gli animali, tutto intorno a lui era stato creato. Però la scrittura ci dice che Dio guardava l'uomo e l'uomo non era contento di tutte queste cose. Eppure noi oggi ancora sentiamo dire che il miglior amico dell'uomo è il cane. Ci sono alcuni che dicono ma l'amore che dà il cane, l'amore che dà meglio di te, è vero. L'animale è affettuoso, il cane è affettuoso. Ma tutto il creato che Dio aveva creato intorno a sé non era adatto all'uomo. Gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Adatto a lui. E Dio ha creato quest'essere meraviglioso, la donna. La donna è qualcosa di straordinario, meraviglioso che Dio ha creato. Credo che sia l'essere più meraviglioso che Dio abbia potuto creare, perché Dio ha creato nella donna la maternità.
Noi uomini ci siamo perché ci sono le donne. E viceversa. È vero? Ma la donna ha un'importanza vitale. Questa mattina i fratelli dicono: aia, che predicazione mi sta facendo il pastore. Domenica prossima, se Dio vorrà, predicherò anche sulle donne, per gli uomini. Perché è importante? Perché anche nelle nostre chiese, anche nelle chiese cosiddette cristiane, lasciamo togliere evangelici, cosiddette cristiane, non si è ancora appreso che la donna è un dono che Dio ha dato. Una donna straordinaria. La prima cosa che Dio ha creato nel giardino dell'Eden è stato il matrimonio di un uomo e una donna. Dio ha unito l'uomo e la donna. E l'uomo, quando ha visto la donna, che cosa ha esclamato? Wow, questa sì, perché questa è ossa delle mie ossa. Bellissimo. Dopo neanche un po' è andato dal Signore e ha detto: è stata lei. Anzi, dopo neanche che è stata lei, sei stata tu che me l'hai messa vicino. Chiudiamo il quadro. La colpa era di Dio. Non è bene che l'uomo sia solo. Non è bene che l'uomo sia solo. Ma io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. La parola di Dio dice che negli ultimi tempi vieteranno il matrimonio. Ci sono tantissimi separazioni e divorzio, anche nelle nostre chiese, anche in mezzo ai cristiani. Divorzi, separazioni, guerre. Nel 2021 ci sono stati 300 donne uccise all'interno delle proprie famiglie. 300 femminicidi nel 2021. Nel 2022, da gennaio ad oggi, ci sono 56 donne che sono state uccise, tolto la vita. Il diavolo dall'inizio, ascoltate bene, dall'inizio della creazione ha attaccato la famiglia. Dall'inizio della creazione il diavolo ha attaccato l'unità nella famiglia tra l'uomo e la donna. È intervenuto subito, non è andato sugli animali che Dio aveva creato, è andato sull'essere che vive per l'eternità. Perché la parola di Dio dice che Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, in Proverbi, e ha messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità. Non lo ha messo negli animali, l'ha messo nel cuore dell'uomo, che sa che è eterno. E quello che lui vuole fare, ancora tutt'oggi, che sta facendo nella società, è quella di distruggere le famiglie. Quella di distruggere tra marito e moglie. Si intromette ancora oggi all'interno delle famiglie. E il suo obiettivo è quello di distruggere le case, le famiglie. Perché la Chiesa è formata da famiglie, la società è formata da famiglie. E non abbiamo compreso ancora che il dono, oltre alla salvezza, più importante che Dio ti ha dato e che Dio ti dà e che Dio sta preparando per te, se ancora ti devi trovare un compagno o l'hai trovato perché sei andato e non hai sentito la voce del Signore che ti parlava che quello non era adatto a te, ma hai fatto una tua scelta e purtroppo hai visto le conseguenze. O speravi? Non sappiamo aspettare i tempi di Dio, è vero o non è vero? Ci sono poi anche situazioni in cui Dio permette delle circostanze per portare la salvezza al marito o alla moglie, perché tu possa essere un esempio nella casa, nella famiglia, un esempio di fede. Dio sa qual è il meglio per te. Dio vide e dall'inizio della creazione, la scrittura noi troviamo scritto, non è bene che l'uomo sia solo.
Non va bene, perché sa che l'uomo ha bisogno dell'aiuto della donna. Perché che se ne dica uomini che stiate in mezzo a noi, io per primo, la donna va al di là, lei vede oltre quello che noi neanche immaginiamo, lei va oltre, c'ha il cervello molto più avanti di noi. Ecco perché è pericoloso e bisogna fermarla. Ma la maggior parte delle volte, ascoltate, non voglio fare neanche la percentuale, di quello che dice la moglie s'avvera. Perché vede oltre. La donna ha un dono innato dentro di sé. Stamattina vi sto parlando del dono, fratelli, che Dio ha messo a vostro fianco. Perché vorrei che uscissimo da questo locale, che possiamo dire alle nostre mogli, ai nostri gloria a Dio, non ci avevo mai pensato. Perché Dio desidera che noi siamo testimoni al mondo intero che c'è intorno a noi, che siamo figli di Dio. Dio non dice, attenzione, perché ci sono i figli che hanno occupato posto che non gli è dovuto. Mi seguite? Mi state seguendo? Dopo prendetemi anche a sassate, ma quello che vi sto dicendo è la realtà. Ci sono persone che preferiscono avere un figlio in casa più che il marito. Si dividono, si divorziano, i figli me li prendo io. E i figli non è che creano pochi problemi, ne creano tanti e ci sono altri che problemi. Però preferiscono il figlio, il frutto del mio amore. Guardate cosa dice la Bibbia. Ecclesiaste capitolo 9 al versetto 9. Poi l'Eterno cosa dice? Godi la vita con chi? Con i tuoi figli. Godi la vita con i figli che Dio ti ha dato. Godila. Cosa dice? Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vita di vanità, che Egli ti ha concesso sotto il sole per tutti i giorni della tua vanità, perché questa è la parte nella vita e nella fatica che compi sotto il sole. Cioè Dio ti ha dato un dono meraviglioso che è tua moglie. E le donne hanno detto amen. Ma io voglio sentire gli uomini che dicono amen. Dio ti ha dato un dono meraviglioso per te. Godi la vita non con i tuoi figli, con tua moglie che Dio ti ha dato. Mi ha scritto una sorella dalla Sicilia che non conosco, mi arrivano a volte messaggi su Messenger che non conosco. Pastore, vorrei chiederti, io, mio marito, ho avuto un matrimonio, c'è stato un divorzio, poi ho conosciuto quest'uomo e io ho avuto un figlio con lui 11 anni, adesso con quest'uomo non posso dargli figli perché ho avuto un problema, mi hanno dato un macello. Un macello. Ora io sono sicuro che avrà parlato col suo pastore e il pastore gli ha detto quello che era giusto. Ma loro vanno a cercare sempre un altro pastore che gli dice quello che vogliono loro. Ho detto devi avere un chiaro concetto dall'inizio, credo, perdonami, ma mi permetto di dire tu non sei ancora convertita. Non mi ha scritto più. Quando noi ci diamo al nostro marito e viceversa, noi stiamo facendo ciò che Dio ci ha chiamato a fare. Addirittura Paolo dice che il mio corpo non appartiene a me, appartiene a mia moglie. E il corpo della moglie appartiene al marito. Paolo è dovuto intervenire nella lettera ai Corinzi che dice amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.
Poi dice anche, ma questo poi sarà un'altra predica. La parola di Dio dice in Proverbi capitolo 18 versetto 22, chi ha trovato moglie ha trovato un grande problema. Perché ci sono ste battutine, sai? Mi voglio sposare, vuoi rovinarti per tutta la vita? Chi ha trovato moglie cosa ha trovato? Un bene e ha ottenuto un favore dall'Eterno, un dono da Dio. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 3, ciascuno di voi sappia vivere con la propria moglie in santità e rispetto. Wow! Ciascuno di voi. Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7. Così anche voi, mariti, sta parlando alla Chiesa, Così anche voi, mariti, da parte vostra dovete essere come? Premurosi. Ma chi? Mia moglie è scemo, non capisce niente. Premurosi verso le vostre mogli, con il riguardo che merita per essere fragile e debole come la donna. Ricordate che è con vostra moglie che dividete la benedizione di Dio e se non la trattate come dovreste, le vostre preghiere non ottengono pronte risposte. Hai voglia di venire in chiesa? Hai voglia di pregare il Signore? Hai voglia di dire, Signore, cambia mia moglie? Cambia idea mia moglie? Quando il Signore invece vuole che tu cambi idea. Le vostre preghiere sono impedite, dice la Scrittura. Cioè le preghiere non arrivano neanche sotto al soffitto. Fratelli, la parola di Dio ci dice che due diventano una sola carne. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non più due, ma uno. Nel matrimonio, quando noi uniamo il matrimonio, non è una festa, poi dopo c'è la festa che, sapete, tutte le cose poi hanno preso una piega, cioè il giorno del matrimonio, la festa. Quindi tutti quanti, celebrazione. Noi stiamo facendo un patto davanti a Dio con la nostra compagna, che dobbiamo tenere per tutta la vita. Ci sono casi particolari, quindi su questo non voglio discutere. Ci sono casi particolari dove noi pastori siamo dovuti intervenire per dire ok, questa è una situazione in cui dobbiamo prendere delle decisioni. Con l'aiuto del Signore, quindi ci sono delle situazioni. Ma Dio non ha creato il matrimonio per dire prova, se va bene, se non va bene. No. È l'aiuto adatto per la crescita della mia vita spirituale all'interno della Chiesa. Tua moglie vuole il bene tuo. Se tu cresci spiritualmente, è grazie a tua moglie perché sta pregando per te. Quante mogli stanno in silenzio e non dicono quello che vedono nel marito? Perché se loro aprissero bocca, forse verrebbero fuori tutti i difetti. Quando noi parliamo male del nostro coniuge, stiamo parlando male di noi stessi, perché è la nostra carne. Quando noi parliamo di nostra moglie, dobbiamo dire la mia migliore metà. La parte migliore di me è lei. Perché ha pazienza con me. Perché è una donna che ha cresciuto e sta crescendo i miei figli. C'è un detto che dice che una mamma è buona per 100 figli e non 100 figli per una mamma. Provate a fare una statistica e vedete quanti uomini vedovi sono riusciti a tenere i figli e a tenere in piedi una famiglia. E vedete invece quante donne vedove
sono riusciti a tenere anche 10, 9, 8 figli, 7 figli, e se voi vedete anche quelli della vecchia generazione sono diventate vedove giovani e avevano diversi figli e li hanno portati avanti sempre fino alla fine. E si sono presi cura dei figli, e i figli poi alcune famiglie li hanno messi nei reparti, nelle case di riposo. Si sono dimenticato tutto quello che la mamma ha fatto, i pianti di notte, le svegliare, tutte le cose che sono state fatte. Il Signore rimprovera il suo popolo. E penso che questa mattina questa riflessione deve essere fatta alla Chiesa in generale, a quanti mi stanno ascoltando, ascolteranno ancora questo messaggio. Se io vi sto portando questo è perché vedo l'urgenza in mezzo al popolo di Dio. Malachia capitolo 2, versetto 13 e 14. Il profeta dice: un'altra cosa fate ancora. Voi coprite di lacrime o di pianti e sospiri l'altare del Signore, perché Egli non guarda l'offerta, né la gradisce con benevolenza dalle vostre mani. E voi chiedete perché? Ma come? Celebriamo un culto, portiamo le offerte, piangiamo davanti al Signore per chiedere le cose, ma il Signore non risponde e voi mi chiedete perché? Volete sapere il perché? Perché? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza. Un altro passo dice la moglie della tua giovinezza, che ora perfidamente tradisci, che ora perfidamente tu tradisci. Mentre essa è la tua consorte, la donna legata a te da un patto. Attenzione! Vorrei sottolineare questo. Quando noi veniamo nella Chiesa del Signore e celebriamo il matrimonio, quel patto noi non lo stiamo celebrando davanti a un ufficiale di stato civile. Lo stiamo celebrando davanti a Dio, perché noi vogliamo la benedizione di Dio su questo matrimonio. E il pastore non ha autorità, se non altro da parte di Dio, che si prende quella responsabilità di dire: ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi. È un patto che tu hai fatto, e nel momento in cui tu ti sei sposato davanti a Dio, tu hai fatto un patto. E Dio richiama questo patto, perché Dio si ricorda i patti. Il nostro Dio è un Dio dei patti. Noi siamo qui questa mattina a celebrare il culto al Signore perché Gesù ha fatto un patto con il Padre. Il nuovo patto. Ogni volta che noi celebriamo la Santa Cena ci ricordiamo di quel patto, un nuovo patto davanti a Dio. Che ora perfidamente tradisci. Il tradimento non è soltanto quello sessuale. Il tradimento è anche non aderire a quello che Dio ti ha chiamato a fare come padre, come marito. È un tradimento. Perché ognuno ha un ruolo all'interno della famiglia. Dio ha stabilito che l'uomo abbia un ruolo all'interno della famiglia, la donna abbia un ruolo all'interno della famiglia. Ognuno ha un ruolo all'interno della famiglia, perché Dio ha stabilito l'ordinamento all'interno della famiglia. Ascoltate l'ordinamento che Dio ha istituito. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Prima viene Dio. Ok? Poi se hai una compagna, uso il termine compagna per dire una sposa, perché la convivenza non esiste nella Chiesa del Signore, esiste il matrimonio. Anzi, se tu convivi, metti a posto subito le cose, che Dio ha creato il matrimonio. Quindi c'è la tua compagna, tua moglie. Poi se hai dei figli, vengono i figli, e dopo viene la Chiesa del Signore, dove Dio ti ha messo.
Non capovolgiamo le cose, perché nel momento in cui le capovolgiamo stiamo facendo del male a noi stessi, ma anche all'ordinamento di Dio. Perché se la tua casa non funziona, non può funzionare la tua vita spirituale. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo scrivendo a coloro che erano diaconi o pastori. Se uno non sa tenere la propria casa in sottomissione, come può servire il Signore? Fa un esempio, perché io prima di tutto sono pastore in casa mia. Sono il pastore della mia casa, della mia famiglia. E questo non è soltanto il pastore come ministero, ma come fratello nella Chiesa. Tu prima di tutto sei sacerdote a casa tua. Tu prima di tutto sei difensore nella vita di tua moglie. Adamo disse che la colpa di tutto quello che era accaduto prima era di sua moglie e poi era del Signore. Ma quando il diavolo venne, perché Adamo non scacciò Satana da sua moglie e non gli disse: ma come ti permetti di parlare con mia moglie? Esci via da qui. Noi dobbiamo fare attenzione come mariti, come credenti, come uomini spirituali. Io devo vedere se mia moglie sta crescendo spiritualmente, perché lei è una sorella in fede come te. Quindi devo fare attenzione alla crescita spirituale, perché sono chiamato da parte di Dio ad avere una responsabilità all'interno della famiglia. Alcuni pensano di venire in chiesa, lasciare il problema, io scappo, lascio il problema. Le tue preghiere non arriveranno neanche sotto il soffitto. Metti in ordine la tua casa, disse il Signore a un profeta prima che se lo chiamasse. Metti in ordine la tua casa. Non dice metterò io ordine, metti ordine nella tua famiglia, nella tua casa. C'è una grande responsabilità. Questa mattina io voglio ricordarti in modo particolare che la moglie che tu hai è un dono che Dio ti ha dato. Mamma mia, dovreste gioire, dovreste dire gloria a Dio, pastore. Qualcuno sta dicendo devo rifare i calcoli di nuovo perché c'è qualcosa che mi è sfuggito. Colossesi capitolo 3 versetto 19, me lo puoi prendere per favore? L'Apostolo Paolo sta scrivendo questo, sapete a chi? In mezzo ad una società in cui vivevano le chiese ed era una società pagana. A Colosse era una società pagana. Noi dove siamo? Siamo in questo mondo, no? Quindi il Signore a chi parla? Parla a noi come Chiesa. E il Signore scrive qui: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Che cosa vuole dire questo? Vuole dire che il tuo vicino, dove abiti, nel condominio, nel palazzo, se hai una casa singola, puoi urlare, gridare, forse non ti sentono, ma il Signore ti ascolta. Ma quelli che sono vicino, tu hai voglia la domenica mattina prendere la Bibbia sotto al braccio? Dove vai? In chiesa? Meno male che vai in chiesa, dice il tuo vicino. Meno male che vai in chiesa. E speriamo che comprendi qualcosa. Non vi inasprite. Non vi arrabbiate. Perché? Perché la più grande testimonianza che noi possiamo dare agli altri non è quello che noi diciamo, è quello che facciamo. Non vi inasprite. Voglio ribadire, i figli non hanno più importanza di tuo marito. I tuoi figli sono un dono che Dio ti ha dato attraverso tuo marito. Quindi viene prima tuo marito e poi vengono i figli. Lo so che non ti piace, ma è così. È così. La parola di Dio ci parla anche, grazie a Dio, ci parla anche di mogli convertiti e mariti non convertiti, e grazie a Dio per questo.
perché ci aiuta a comprendere come bisogna portare pazienza. E gloria a Dio per quelle sorelle e che Dio le benedica grandemente per la pazienza che hanno, una pazienza che a quel punto forse umanamente noi potremmo dire non l'ha cacciato via di casa e non gli ha detto vai via da qui, perché non sei neanche degno di portare questo nome, marito o papà. Ma Dio gli sta dando una grazia speciale, sovrannaturale, quello di accettare. Però guardate che bello l'Apostolo Paolo dice affinché le possano conquistare a Cristo. E quando tu hai conquistato un marito a Cristo, hai fatto la più grande vittoria che tu abbia potuto fare. Hai resistito per anni, ma un giorno ti sentirai abbracciato dal Signore, perché il Signore ti ha detto hai fatto bene figlio mio, figlia mia, hai resistito fino alla fine, ma il tuo desiderio era il mio desiderio, quello di vedere tuo marito salvato, convertito. Gloria a Dio. Quante madri chiudono le orecchie ai figli per non far ascoltare quello che il padre, non far vedere quello che il papà. Ma io qui in questa chiesa ho donne che hanno resistito per 17-18 anni. E hanno visto i loro mariti piegare le proprie ginocchia davanti al Signore e confessare che Gesù è diventato il loro Signore. E quella casa è diventata una casa, è diventato un paradiso. Fratelli e sorelle, questa mattina voglio dirvi una cosa molto importante e mi prendo tutta la responsabilità di farlo. Che nessuno di noi, me compreso, si faccia da maestro in queste cose. Perché ogni situazione all'interno di una famiglia sono situazioni particolari e uniche. Non ci permettiamo di giudicare, ma buttalo fuori. Ma cosa fai? Quanti sanno che Gesù sta pregando per quella situazione? Quanti sanno che Gesù sta piangendo per quella situazione? E noi siamo pronti a dire, a essere maestri della parola, ma non ti preoccupare. Mi ricordo una volta c'era un pastore che io amavo, stimavo, un caro amico fra l'altro, americano, che venne da me e mi disse, ma sai, tu dovresti insegnare il divorzio nella Chiesa. Oh! Non ci siamo più visti. Insegnare il divorzio nella Chiesa. Io ho potuto vedere per esperienza che mi sono anche chiesto a volte, Signore, come fa questa donna ad avere una pazienza così? E quando sono andato a parlare con loro mi hanno detto, pastore, io non voglio lasciare mio marito. Ma parlava una persona che appena era stata picchiata. E forse umanamente mi veniva da dire no, non puoi continuare a vivere così. Però per mia grande sorpresa, questa persona si è convertito e ha pianto ogni giorno, baciando le mani di sua moglie ogni giorno, perché l'ha sopportato. Quanti sanno che Dio è paziente? Quanti sanno che Dio è misericordioso? E un'altra domanda, quanti sanno che questa mattina se siamo qui è perché Dio è paziente con noi? E gloria a Dio per le nostre sorelle che sono pazienti. Noi diciamo la pazienza ha un limite, è vero, la pazienza ha un limite, ma se Dio sta continuando a parlarti e a portare pazienza,
C'è un tempo che la parola di Dio parla di separazione, non parla di divorzio. Dice se la donna si separi pure, perché c'è un tempo che la separazione forse può parlare al cuore dell'uno e al cuore dell'altro. Quindi è un tempo di separazione. E durante questa separazione, all'interno di queste famiglie, che noi magari veniamo a conoscenza, sappiamo, noi dobbiamo pregare. Perché tutto può cambiare. Perché il nostro Dio è il Dio dei miracoli. Amen. C'era una persona una volta che era venuta in chiesa per picchiarmi. Marito di una... Tu cosa gli dici a mia moglie? Questa era l'intenzione. La moglie me l'aveva detto. Ha detto, guarda, devo venire qua per picchiarmi. Speriamo di no. Speriamo che non avvenga. Poi lo Spirito Santo a un culto gli ha parlato, ha pianto e ha accettato Gesù nel suo cuore. Posso di picchiarmi, mi ha abbracciato. Io credo in un Dio che opera miracoli. Io credo in un Dio che sa parlare al cuore dell'uomo. Io credo in un Dio che vuole la sua Chiesa santa. Credo in un Dio che vuole che la sua Chiesa possa essere luce e sale di questo mondo. Non credo che il diavolo combatte e fa battaglie in mezzo alla famiglia del Signore. E sempre di più. E non pensate che Lui non agisce come ha agito, perché Lui non cambia, sapete? Lui non fa le cose nuove, perché Lui non può inventare nulla, Lui si replica. Quello che è successo nella Genesi ancora succede oggi. Lui entra nella vita dell'uomo attraverso i sensi e anche delle donne. Come entrò e in qualche modo ha deviato, è entrato nella vita di Eva. La scrittura cosa ci dice? Che vide il frutto che era bello. Era desiderabile. E che cosa fa? Ti fa vedere un'altra donna che è bella, desiderabile. Lui ancora oggi usa queste tecniche. L'erba del vicino è sempre più verde. Poi vai a vedere, ci sono le cacche dentro. Ma da lontano non le vedi, ma ci sono delle belle cacche dentro. Allora questa mattina in semplicità, perdonatemi questo messaggio, ma ve l'ho detto con tutto il cuore. Se tu hai tuo marito che non è ancora convertito e Dio ti sta dando la forza di sopportare, gloria a Dio per te. E vogliamo pregare per te. Se tu invece hai il marito e le cose non vanno bene, prega al Signore ancora e porta pazienza. Se tu invece hai la moglie, ringrazi Dio per il dono che Dio ti ha dato. Ci sono tanti che stanno ancora aspettando sto dono. Avete sentito un amen da lontano? Chissà chi è. È una voce oltretomba. Vogliamo alzarci in piedi? Vorrei che tu prendessi per mano tuo marito se è qui. Se non è qui ed è a casa oppure non è convertito, nello spirito, per favore, prendilo per mano. Prendilo per mano. Lisa, puoi venire qui per favore? Quando il Signore parla, parla alla Chiesa. E io faccio parte della Chiesa. Signore, questa mattina noi vogliamo chiederti perdono. Perdono perché in realtà non abbiamo ancora compreso il dono che tu ci hai fatto.
Grazie, Signore, per ogni dono che viene da te. Grazie per le nostre mogli. Grazie per i nostri figli, Signore. Grazie, Signore, perché insieme ci hai chiamati a servirti. E questa mattina una preghiera speciale per coloro che hanno i mariti ancora inconvertito. Signore, solo tu puoi salvare, solo tu puoi guarire e puoi cambiare il cuore dell'uomo. Signore, io ti prego questa mattina che noi possiamo vedere un miracolo in mezzo a noi, che possiamo sentire che questa mattina, Signore, proprio tu in questo culto, o quanti stanno ascoltando questo messaggio, che magari le cose nelle proprie famiglie, nelle proprie case non andavano bene, Signore, tu hai compiuto un'opera straordinaria. Signore, io so che quando tu mi parli da portare un messaggio, Signore, io lo faccio. Forse non bene, non lo so, ma poi lo Spirito Santo sa aggiustare le cose. E io ti ringrazio, Signore. Questa mattina vogliamo dirti insieme il nostro desiderio, Signore, è servirti come coppia. Servire te, Signore, perché non abbiamo altro bene all'infuori di te. Uniscici, Padre, sempre di più. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi. Amen.